È il sindaco stesso, Diego Marchioro, ad avvisare i suoi concittadini sulla pagina Facebook del comune di Torri di Quartesolo per aver ricevuto una doppia informazione di garanzia, si legge, in qualità di sindaco sia come indagato sia come parte offesa per i fatti legati all'alluvione del 6 dicembre 2020 che riguardò i quartieri Pini e Casoni. Le indagini sono proseguite e hanno maturato un avviso di garanzia, un'informazione di garanzia per me e per altre persone. Accuse dalle quali il sindaco intende difendersi, confidando nella giustizia. E la giustizia deve fare il suo corso, io sono fiducioso comunque nel buon esito di questa indagine. Diciamo che la contestazione è un mancato avviso, quindi omissione d'atti d'ufficio e creazione di pericolo. Queste sono due accuse che non condivido naturalmente. Ho già nominato i legali di fiducia e quindi aspetto l'evoluzione poi dell'inchiesta, ripeto, con fiducia nella giustizia. 2 anni fa la rottura improvvisa dell'argine della roggia Caveggiara che portò l'acqua del Tesina ad entrare nella roggia provocandone l'esondazione, si legge nel commento a margine in cui spiega: ho passato una vita a difendere Torri dalle piene del Tesina e mi ritrovo ora amaramente con un avviso di garanzia a causa di questo fiume per il quale ho speso giornate, nottate e grande impegno nell'arco di qualche decina d'anni.